Il Consiglio regionale ha approvato la legge sulla specialistica ambulatoriale. Qual è il giudizio di Claudio Sinigaglia? È un giudizio positivo perché finalmente dopo 12 anni abbiamo la possibilità di accreditare anche nuovi soggetti che propongono appunto diagnostica e specialistica ambulatoriale. C'è poi anche la norma importante che riguarda l'accordo contrattuale, per cui i direttori generali applicheranno l'accordo contrattuale con chi ha appunto l'accreditamento. Noi abbiamo inserito un importante emendamento perché questo accordo contrattuale d'ora in avanti si potrà fare anche con gli enti gestori dei centri diurni e delle comunità residenziali per disabili, la cosiddetta terza A. Dovranno essere autorizzati, accreditati e poi procedere all'accordo contrattuale, evitando quindi la gara. Un importante passo avanti per rispettare le comunità locali che hanno costruito questi centri per i disabili e che non devono essere appunto espropriate grazie a una gara magari al massimo ribasso e quindi essere espropriati da questa gestione che hanno fortemente voluto.